Questa è la Serie B-Win. Obiettivo cancellare o quantomeno diminuire la penalizzazione. Nella terza giornata di Serie B-Win Padova e Grosseto cercano la vittoria per rialzarsi dai bassi fondi della classifica. Mister Pea dà ancora fiducia alla coppia Granocci-Cutolo e conferma il modulo 3-5-2 di questo inizio di stagione. Stesso schieramento per i toscani di Moriero che si affidano al tandem Sforzini-Curiali. Dirige l'incontro il signor Borriello. Quinto minuto, il corner di Cutolo, la ribattuta, poi la mezza rovesciata da parte di Renzetti. Pallone che finisce sul fondo. Al nono. Attenzione alla Padova con De Vitis. Non riesce ad inquadrare la porta. Poi il colpo di tacco, la prima azione da parte del Grosseto, da parte di Antonaccio. Pallone sul fondo. Attenzione, 14esimo. Sforzini, il destro. Non trova la mira l'attaccante del Grosseto. Punizione di Cutolo. Sopra la traversa. Brividi per il portiere del Grosseto. Poi attenzione, Olivi di testa. E il Grosseto che passa in vantaggio con Olivi, il capitano dei toscani, su corner di Bonanni. Batte così Anania. Non si tuffa nemmeno il portiere del Padova. Viene così battuto. Poi viene trovata una buca in campo proprio nell'area piccola di Bremek. Ne approfitta mister Pea per dare indicazioni sue. La partita che poi riprende con 5 minuti. Attenzione, la girata ancora di De Vitis. Ha provato a spizzare Trevisan, era in posizione di offside. Sale il Padova, 35esimo, la manovra della squadra di Pea. Ci prova dalle distanze Galli, non trova però il corridoio giusto. Si va nella ripresa, la preoccupazione di Pea. Attenzione, il tiro cross di Rispoli. Blocca il pallone Bremek. Intanto nel Padova è entrato Farias, l'assist proprio del neoentrato per Cutolo. Pallone ad 1 metro dal palo. Solo Padova nella ripresa. Attenzione alla smanacciata di Bremek, ancora su Cutolo. È un altro Padova in questo secondo tempo. Grosseto che si fa avanti con Bonanni, il cross per Sforzini. Esce Anania che si fa anche male. Inquadrato Bonanni. Rivediamo il suo cross, è perfetto per la testa di Sforzini che arriva con un attimo di ritardo. Il Padova entra Cuffa al posto di De Vitis. Il corner di Cutolo proprio per la testa di Cuffa. 1-1 Padova, il gol di Cuffa. La rete dell'argentino, curiosa la sua storia, giocava nel Padova, era rimasto svincolato, il Padova l'ha ripreso ad inizio settembre, ripaga così la fiducia dei dirigenti veneti. 1-1. Attenzione al Padova, il tiro cross, che errore da parte di Rispoli. Il pallone che sbatte su Calderoni. Palla che va in corner, il salvataggio da parte di Calderoni. Ancora Padova, Renzetti, il colpo di testa. Anzi era Trevisan. Siamo in pieno recupero, un altro errore da parte della Padova. Il pallone che sfila, il cross di Jelanovic. Non ci arriva nessun attaccante e dunque finisce così 1-1 tra Padova e Grosseto. I veneti che salgono a -1, il Grosseto a -2.